Questo è un appunto che mi sono portato dietro del professor Bettiol. Sapete chi è il professor Bettiol? È il consulente di una di quelle associazioni filogovernative che sposa il fondo. Bene, allora l'associazione che si fa consulenze con il professor Bettiol dice esattamente: non fate le cause, sono spese di soldi e di tempo, l'unica speranza che abbiamo è il fondo. Sono parole che va spaventando nei giornali, non nelle riunioni, nei giornali, perché a loro Fatalità non si sa perché li pubblicano. Hanno 20 associati, noi facciamo 800 persone in una riga, loro sono tutti i giornali, sono tutte quante le televisioni, chissà perché. Queste sono le righe del professor Bettiol che scrive, con delle premesse che ha fatto prima. Detto queste, per una compiuta valutazione sul da farsi occorre attendere l'emanazione del decreto che regola l'accesso al fondo delle vittime dei reati finanziari. Quindi anche qui si parla di vittime da reati finanziari. È auspicabile, per come si è ripetutamente fatto presente, l'accesso al fondo sia semplificato, riconoscendo all'azionista in quanto tale il diritto al risarcimento del danno. Parla di azionisti anche lui, non di vittime. Attenzione, perché le parole sono fondamentali. Inevitabili ulteriori requisiti potrebbero portare a considerare opportuna la costituzione di parte civile per il dibattimento nei processi in corso nei confronti degli amministratori e sindaci delle due banche. Sappiate che per il secondo processo c'è una sola finestra il 21 di aprile. Dopodiché, se non si fa quello che consiglia anche il professor Bettiol,